entriamo in quel di Jesolo, passeggiamo, ma sono stravestita io. Fa caldo, la giacca è un po' troppo. Vabbè, c'è abbastanza gente, eh. Pace. Quest'anno abbiamo presentato Pierino, un bambino un po' monello. Ecco, siamo a casa da un po', non da tantissimo. Ci abbiamo messo più di 3 ore ad arrivare a casa. Ci abbiamo messo più di 10 minuti a uscire dal parcheggio. Dal parcheggio. Cioè, mai successa una roba del genere. E niente, adesso Franz è andato a fare la doccia, io non vedo l'ora di andare a lavarmi e di andare a dormire. Però stasera devo farmi la borsa dell'acqua calda perché qua dentro fa freddo, non essendo stato fatto fuoco. E quindi sento proprio la necessità di avere qualcosa di caldo addosso. Ma alla fine è stato anche bello, però sapete cosa c'è? Che non erano gli stessi carri, cioè non tutti i carri erano uguali a quelli dell'anno scorso. Magari andate a vedervi il video
se vi interessa. Però tra un carro e l'altro ci sono le persone che ballano, fanno delle esibizioni, no? E quelle durano troppo tempo. Quindi magari i carri sono anche veloci a sfilare. Il problema è che in mezzo ci sono queste esibizioni e si fermano per far vedere alla gente quello che fanno, insomma. E quindi dura tantissimo la sfilata. Non dura 2 ore, dura di più di 2 ore alla fine dei conti. Comunque bella. Quest'anno abbiamo scelto di metterci in piazza Mazzini perché è l'unica piazza ampia proprio e lì i carri si devono aprire per forza perché c'è la giuria che deve poi votare il carro più bello. E quindi quest'anno abbiamo deciso di metterci lì perché in piazza Brescia è più piccola e quindi alle volte neanche li aprono e quindi non si riescono a vedere bene. Comunque basta, anche questa domenica è passata, è volata veramente. E ho anche mal di testa, è la stanchezza della giornata. E ho miseria, quindi vi saluto. Ciao. Vi saluto e niente, vi saluto. Basta, ciao. Allora, io vorrei chiudere questo video, ma sono un po' indietro. Oh, questo è il mio pacco. Così grande. Pacco. Non so perché l'abbiano consegnato qua. Allora, un altro gatto della colonia felina se n'è andato, poverino, era molto malato, veramente molto malato. E se n'è andato qua a casa insieme agli altri, ma se n'è andato. Purtroppo era uno di quei gatti che, ahimè, non si facevano prendere. E quindi non era neanche possibile, molto furbo, e non è neanche stato possibile curarlo in qualche modo. Ecco, allora, questo mettiamo qua così sporco il sedile pulito. Vabbè, sono anche più comodo dopo. Ecco, quindi dovevo aggiornarvi su questo. E poi i 2 gattini che vi avevo fatto vedere, quello coccoloso e quello più timida, non lo so. Allora, Leonissa ha mangiato. In teoria verranno presi da una famiglia, verranno dati in adozione. Quindi meglio, nel senso che insieme, ecco. E meglio perché secondo me qui loro stanno bene qui, però i gatti che sono qui da tanti anni conoscono la zona, conoscono i pericoli, poi potrebbe succedere comunque in ogni caso qualcosa, comunque sanno gestirsi, sanno dove andare. Questi qui sono nuovi e quindi alla fine è meglio che abbiano trovato una casa, secondo me, perché la vita da randaggi non è il massimo, poverini. Per quanto possano essere dolci, coccolosi, però sono comunque 2 bocche in più da sfamare ed è bene che possano avere anche loro una famiglia con persone, speriamo, per bene, che ormai se ne sentono di tutti i colori, quindi speriamo. Niente, adesso vado a far merenda. Ho un po' di fiatone, penso sia l'ansia. Per cosa non lo so, credo sia l'ansia. Quando mi viene questo fiatone così vuol dire che ho l'ansia. Ogni tanto mi si ripresenta così dal nulla. Vabbè, apparentemente dal nulla, ma probabilmente c'è qualcosa che me la crea. Cioè, ci potrebbero essere tante cose, però in questo momento mi sembra un po' strano. Va bene, dai, vado. E forse dovevo raccontarvi qualcos'altro, ma al momento non mi ricordo. Queste 2 cose dei gatti era giusto dirvele, insomma. Adesso vado. Ecco. E questa cosa ci fa qui? La bustina di pappa. Ciao Pisi! È strano non vedere più i gattini qua che girano, che giocano. E 3 gatti in meno nel giro di pochi giorni. Allora, chi è che piange? Ciao, Leonessa. Piri! Pisola? Ah, vieni! Vieni Pisi, vieni! Vieni Pisi, vieni! Brava Piri! Vabbè. Oh, ciao
anche Wally! Andiamo! I bambini belli! Dai! E così lasciare aperto, che sennò fa casino il cancello. Cosa vuoi? La coda è tutta sporca, Wally. Dai, tutta sporca. Andiamo! Vieni, Wally! Io mi avete vista prima, no? Non avevo niente. Cos'è questo? È un herpes. Ma io non avevo niente prima. Adesso sentivo fastidio, ho messo il tea tree oil. Ma è già tardi. È perché sono stanca, sono esaurita proprio. Adesso il fuoco l'ho appena acceso. È poco perché sono venuta giù da poco da casa e vediamo se riesco a far prendere sto fuoco. Sì, ecco. E niente, speriamo che passi perché sento tutto tirare, infatti, ma non avevo niente 5 minuti fa, non c'era niente qua. Prima mi sono arrabbiata con Pepe, mi sono innervosita molto, già sono stanca di testa. Toh, tempo un minuto è uscita sta roba qua. Si è sfogata subito così. Vi par normale? Ho bisogno di stare a casa? No, no, sono solo un po' esaurita. Ho sempre i capelli da pazza, io li ho lavati. Prima erano anche decenti, che vi ho registrato un video, e adesso sembro una pazza. Vabbè, comunque i capelli sono migliorati rispetto a qualche mese fa, da quando ho iniziato a assumere la pillola e poi ho cambiato alimentazione, che in realtà ho fatto tutto insieme. È stato un inizio di 2 percorsi, però li ho iniziati insieme nello stesso momento. E anche i capelli devo dire che sono un pochino cambiati. Non ne perdo più, non ne perdo più. Io perdevo tantissimi capelli, non ne ho già di mio, e perdere tanti capelli non è il massimo, e invece non ne perdo più adesso, infatti sono contenta. Devo pensare a cosa fare da cena. Quanta polvere che vola. Ciao.